Grazie Presidente. Sicuramente questo è un atto che il Consiglio andrà ad approvare oggetto di molta attenzione da parte degli agricoltori del Veneto e anche atteso da diverso tempo. Le api e gli apicoltori fanno parte di una delle componenti delle attività della nostra regione importanti. Gli apicoltori perché producono un prodotto, diciamo, che viene utilizzato da moltissimi cittadini, viene prodotto nel nostro territorio, e le api perché sono un insetto che diciamo, è oggetto di problematiche derivanti spesso da un ambiente poco salubre e molto inquinato. Quindi un insetto che diventa anche una cartina tornasole della salubrità del nostro ambiente. Io ho avuto modo in passato in Parlamento europeo di seguire la problematica delle api, della moria delle api e degli effetti dannosi che determinate sostanze chimiche utilizzate nell'agricoltura intensiva causavano a questo insetto. Mi riferisco alla questione dei neonicotinoidi, che è stata sollevata appunto in Parlamento europeo più volte. Io sono stato, assieme ad altri 6 colleghi di altri Stati membri dell'Unione Europea, un promotore di un'azione che poi con il tempo ha portato finalmente l'EFSA, a questa agenzia europea per la tutela dell'agroalimentare, dell'alimentare, a bandire i neonicotinoidi che erano causa di decessi di queste api. Devo dire che su tante questioni ambientali che ho affrontato in quei 2 anni e mezzo al Parlamento europeo, per quanto riguarda questa della tutela delle api, devo dire con orgoglio che il nostro Stato, l'Italia, era all'avanguardia, nel senso che era arrivata prima degli altri, al contrario di quello che accade normalmente, a vietare questi neonicotinoidi per tutelare appunto le api e naturalmente gli apicoltori, ma anche il nostro ambiente. Quindi è un insetto che ci dice se stiamo magari esagerando, abusando di sostanze chimiche. Io ho seguito dei casi anche nel Trevigiano, quando ancora la Regione Veneto consentiva le deroghe per il trattamento dei pesticidi con l'elicottero, dove moltissimi apicoltori lamentavano la moria di api e la perdita di molti alveari. Speriamo che la Regione continui a monitorare questa situazione, anche perché non vorrei che quello che è uscito dalla porta rientri dalla finestra, visto che adesso si parla di nuove tecnologie, di droni anche per l'utilizzo dei pesticidi, ma droni ed elicotteri. Il problema della deriva e quindi di minacce agli insetti, ma non solo alle api, ma a tutta la biodiversità e quindi anche alla salute dell'uomo, possono sempre ritornare. Per quanto riguarda il provvedimento, è un provvedimento che ha avuto un iter abbastanza difficoltoso, nel senso che arriva in là nel tempo. È stato, pensate, elaborato nel 2015, c'è stata una delibera di giunta dell'11 febbraio 2016, quindi ormai è un anno che c'è questa delibera, perché è stata presentata appunto l'11 febbraio 2016 questa delibera al Consiglio regionale. È stata esaminata poi dalla terza commissione consiliare il 7 luglio 2016, quindi diciamo che per quanto riguarda la tutela delle api e gli apicoltori in Veneto ce la siamo presa abbastanza comodi, sia noi che la giunta regionale. Peccato, direi quasi, volendo fare una battuta, che le api non siano inserite nell'elenco delle specie cacciabili, perché se si trattava di caccia probabilmente l'avremmo già approvata da molto tempo questa delibera consiliare. Comunque, fortunatamente invece le api ci trovano un po' tutti d'accordo, perché siamo tutti qui per proteggere le api, quindi ogni tanto meno male che con qualche animale facciamo pace un po' tutti, no? E adesso siamo nel appunto febbraio 2017, quindi abbiamo perso praticamente un anno, ma cambia qualcosa? In realtà effettivamente qualcosa cambia, sapete, perché questi aiuti vengono distribuiti anche in base agli associati delle varie associazioni. L'ultimo censimento è terminato il 31 marzo del 2016, quindi noi avremmo avuto nel frattempo la possibilità di aggiornare questa banca dati, e invece abbiamo una banca dati
di 1 anno e mezzo prima, quindi un po' vecchiotta, e questo può portare a delle disparità di trattamento per quanto riguarda queste associazioni, perché nel frattempo qualcuna ha guadagnato soci, qualcuna ne ha perso, e quindi una maggiore attenzione all'aggiornamento dei dati potevamo anche mettercela. Per quanto riguarda poi, è stato citato dai colleghi che sono intervenuti prima, la questione dei parassiti o degli insetti dannosi per le api, c'è questo caso stato rilevato appunto a Bergantino in provincia di Rovigo della Vespa velutina, e quindi anche qui c'è da porre una determinata attenzione, naturalmente utilizzando queste trappole ecologiche che pare funzionino verso questo insetto che arriva qui da noi anche a causa di cambiamenti climatici che ne consentono la proliferazione, un insetto che praticamente è un predatore delle nostre api. Sicuramente è auspicabile che la Giunta presenti questo progetto di legge di modifica della legge 23 del 1994 dell'apicoltura in Veneto, perché effettivamente dal 1994 al 2017 cose ne sono capitate e quindi è auspicabile che ci sia questo aggiornamento. Se penso a una legge che è dell'anno prima, la legge 50 nel 93 della caccia, abbiamo già fatto 20 modifiche, insomma diciamo che trattiamo anche gli apicoltori e le api alla pari appunto di altre categorie. Qui c'è da dire che per quanto riguarda la produzione di miele di papa reale abbiamo dei problemi in Veneto. Molti apicoltori che ho sentito in questo periodo lamentano ad esempio che maggiori controlli porterebbero sicuramente dei vantaggi agli apicoltori veneti e agli apicoltori onesti, quelli che con sacrificio producono il miele, perché spesso si parla anche qui di contraffazione. Ci vorrebbero maggiori controlli da parte anche dalla Regione, ma da tutte le autorità competenti, per quanto riguarda soprattutto la contraffazione di questi prodotti. Contraffazione in che senso? Cioè ci sono prodotti che vengono acquistati a un quarto, a un quinto del loro valore, provenienti ad esempio dalla Cina, che poi vengono immessi nel mercato da persone evidentemente poco oneste come prodotto a chilometro zero. Questo naturalmente è un danno che viene fatto ai nostri apicoltori, a quelli onesti, a quelli che si impegnano e che ci mettono molto sacrificio per tutelare le loro arnie e produrre il miele. Quindi concludo, l'altra a mio avviso attenzione che la Giunta dovrebbe fare con la modifica della legge 23 è quella relativa alla tutela di questo comparto dall'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, visto che abbiamo sempre un maggior numero di ettari che vengono coltivati con coltivazioni che richiedono molti trattamenti, e sappiamo che purtroppo la chimica non va tanto d'accordo con questi insetti, non solo con le api ma anche con tutti gli altri insetti impollinatori. Quindi tutelare le api e avere attenzione per le api e gli apicoltori vuol dire anche tutelare la nostra biodiversità, il nostro ambiente. E concludo con una considerazione sul biologico. Anche per quanto riguarda la produzione di questi prodotti che derivano appunto dalle api, bisognerebbe porre maggiore attenzione a quella che è la produzione biologica, sempre con la finalità di tutelare l'ambiente da una parte e quindi anche la biodiversità, ma tutelare anche la salute delle persone. Grazie.